Purtroppo quest'anno è veramente un disastro, mai visto il fiume Vandura, che è un'arteria importante questa per la zona, perché poi dà acqua anche al fiume Grebo e più giù a Torre di Burri va a confluire nel Tergola, quindi alimenta anche questi due fiumi. Ma in questa maniera qua, con quest'acqua, non alimenta neppure l'irrigazione sufficiente per la zona quest'anno. Dovrebbe essere il periodo di maggiore portata dei corsi d'acqua ingrossati dalle confluenze a monte. Invece, in un fiume come il Vandura, per la prima volta nella sua storia, appare una sorta di isoletta. Nel momento della semina e della preparazione delle terre, l'acqua è fondamentale. Per questo i consorzi di bonifica sono già pronti al razionamento messo in atto nell'estate 2022. Distribuendola a tempistica per le varie zone, in modo che quella poca che c'è, almeno quando c'è, si possa usare. È un bel problema perché in questa zona vivono aziende agricole e zootecniche di un certo spessore, e senza acqua proprio non esiste agricoltura. Quindi siamo fortemente preoccupati. L'anno scorso avevamo almeno il sostegno delle falde, che erano piuttosto consistenti nella media, diciamo. Quest'anno siamo veramente ai minimi storici, anzi sotto i minimi storici, perché pensi che il livello della falda, che attualmente dovrebbe essere al massimo, è sotto al minimo degli ultimi 20 anni. L'acqua non c'è, insomma, e per questo si deve agire senza perdere ulteriore tempo, realizzando delle banche dell'acqua e degli invasi che potrebbero risolvere la situazione. Non basta però parlarne, si deve passare velocemente ai progetti come quello della diga del Vanoi, fermo in regione da molto tempo. Quella potrebbe, diciamo, sostenere le necessità anche di questa zona, perché il Consorzio Brenta, nella sua gestione, avendo questa disponibilità di acqua a monte, potrebbe rilasciarne anche nel comprensorio di acque risorgive e alleviare quei problemi che stiamo vivendo. Velocemente potremmo fare dei piccoli bacini e sfruttare le cave che sono dismesse come serbatoio per incamerare l'acqua, che poi ci serve quando manca.